Extronis è un'azienda che opera in un settore strategico per il Paese, quindi il problema non è soltanto il problema di Trieste o del Friuli Venezia Giulia, è il problema di tutta la posizione strategica del nostro Paese nel settore della digitalizzazione, su cui stiamo facendo un grande investimento per ammodernarlo, un grande investimento anche con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È incomprensibile e ingiustificabile che questa azienda pensi di spostare la produzione in un altro pezzo di Europa, la Romania, così come è impensabile che possa lasciare a casa persone formate, qualificate, che hanno il diritto di poter continuare a lavorare in un settore che, ripeto, è strategico e a cui non possiamo rinunciare. Sta legata alla Romania, che è cosa che conosciamo, che sappiamo e sulla quale bisogna intervenire. Quello che non si riesce a capire è come mai questa azienda in un settore così delicato, così strategico, così anche specialistico non riesca a trovare un proprio spazio, visto che oggettivamente le aziende che in Italia fanno questo mestiere, che si occupano di ottica a livello altissimo, non ce ne sono molte. Quindi capire perché questa azienda ha deciso di non investire su se stessa e sui propri dipendenti formati, capaci, qualificati è il primo passo che dobbiamo fare.